Secondo Cronache 16, 7. In quel tempo Canani il veggente si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli Etiopi e i Libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di Lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. In questo tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrai delle guerre. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Le azioni di Asa, le prime e le ultime, si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima e tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore, ma ai medici. Poi Asa si addormentò con i suoi padri. Morì il 41° anno del suo regno e fu sepolto nella tomba che egli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide. Fu steso sopra un letto pieno di profumi e di varie specie d'aromi composti con arte di profumiere, e ne bruciarono una grandissima quantità in suo onore. Signore, non vogliamo avere il cuore di Asa questa mattina, non vogliamo avere il cuore indurito, vogliamo, Signore, essere integri davanti a Te, ma aiutaci anche per mezzo della Tua parola. Parla, Signore, parla ai nostri cuori, apri i nostri occhi, perché possiamo vedere chiaramente e avere il cuore convinto che Tu vuoi il nostro bene e Tu vuoi benedire. Signore, aiutami, rivestimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra, perché procede in mezzo a noi la Tua parola e non pensieri umani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Letto questo brano, non conoscendo la vita di Asa, probabilmente noi non daremmo grande credito a questo re. Invece Asa fu uno dei pochi re di Giuda che visse un risveglio spirituale nazionale. Ci sono 6 grandi risvegli nell'Antico Testamento e uno di questi grandi risvegli fu proprio promosso da Asa, che vide la gloria di Dio, vide un risveglio spirituale nel popolo, vide le persone piangere davanti alla volontà del Signore. Ma qui Asa fa un errore e questo ci dice che non è sufficiente aver detto una volta di seguire il Signore, non è sufficiente. Non è sufficiente aver gustato un risveglio spirituale nel passato per dire appartengo al Signore, tutto sommato ce la farò. Ogni giorno noi dobbiamo scegliere per il Signore. Anche se fossimo i promotori del più grande risveglio spirituale del nostro tempo, questo non ci toglierebbe dalla responsabilità di vigilare sul nostro cuore. E l'errore di Asa in questa situazione fu che decise di non appoggiarsi sul Signore. E quando decise di cercare l'alleanza del re di Siria, il profeta di Dio andò da lui e gli disse: ricordati che quando
combattesti contro gli Etiopi e i Libi, il loro esercito era immenso, di carri e cavalieri. L'esercito di Israele era prevalentemente un esercito di fanti, ma vinsero contro un esercito di carri e cavalieri perché Asa si era appoggiato su Dio. Ma in questa circostanza egli non lo fece. E il Signore manda un messaggio a questo re e gli rivela qualcosa che Dio fa continuamente. E lo dice nel verso 9 del capitolo 16. Il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Per i ragazzi, gli adolescenti, questa mattina l'hashtag è Dio alla ricerca. Dio alla ricerca. Cercatelo nel messaggio e lo troverete. Dice il profeta, Dio percorre con lo sguardo tutta la terra. È una figura umana sicuramente. Dio ha tutto davanti agli occhi nello stesso istante, ogni momento della storia, ogni luogo dello spazio. Ma è figurato per farci comprendere una cosa, che Dio è alla ricerca, percorre tutta la terra, che ruota, lui forse così ci fa intendere questa figura, va in giro, costantemente sta guardando la vita degli uomini, percorre col suo sguardo la terra, un po' come quando noi stiamo cercando qualcuno in una grande folla e stiamo attenti e guardiamo per vedere qualche tratto che ci permette di riconoscere la persona che stiamo cercando. Dio è alla ricerca, Dio sta cercando degli uomini, cerca ovunque, indistintamente. Quello che non aveva capito Israele, ma capirà con il Nuovo Testamento, con la dispensazione della grazia, è che Dio cerca ovunque. Non c'è una nazione preferita a un'altra, non c'è una categoria privilegiata rispetto a un'altra. Dio cerca su tutta la terra, percorre col suo sguardo tutta la terra. Sta cercando tra tutti gli uomini, tra tutte le donne, è attento e sta scrutando qualcuno che abbia determinate caratteristiche. Cosa che doveva trovarsi in Asa e in quel momento non si trovò. La ricerca di Dio è attenta, è meticolosa. Dio non prende nel mucchio e dice vediamo chi mi è capitato. Dio non fa le cose casualmente. Dio non è mai approssimativo. Dio sa sempre che cosa deve fare e a chi lo deve fare. E anche in questo momento noi afferriamo questa verità rivelata dalla profezia e diciamo che in questo momento Dio sta percorrendo col suo sguardo tutta la terra. E se ci fermiamo a noi, in questo momento Dio sta percorrendo con lo sguardo tutti i banchi, tutte le sedie di questo locale, alla ricerca. La cosa curiosa è che non sempre l'esito della ricerca è sicuro. Non sempre Dio trova chi sta cercando. Può sembrare davvero strano come Dio fallisce la sua ricerca. Lui è l'Onnipotente, Lui non sbaglia mai. Perché non dipende tanto da Dio, dipende da noi. Gesù disse, da quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede. Che Gesù tornerà, questo è sicuro. Quello che non è sicuro è se troverà la fede. E io lo dico a me stesso, non è sicuro se troverà la fede nel mio cuore. E allora io voglio vigilare sul mio cuore, perché l'esito della ricerca del Signore risulti positivo ed Egli troverà la fede almeno nel mio cuore. C'è un
passo è triste in qualche modo, ma parla ancora di una ricerca che non ha un buon esito da parte del Signore. Si trova in Ezechiele, al capitolo 22. Il Signore dice: io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro. Ma poi dice il verso: ma non l'ho trovato. Io ho cercato, io sono andato alla ricerca, io ho iniziato la mia attenta ricerca di qualcuno che si preoccupasse di chiudere un muro nel quale c'era una breccia che faceva entrare di tutto all'interno. Ho cercato qualcuno disponibile, non l'ho trovato. Di nuovo, Dio è alla ricerca e la sua ricerca non ha un buon esito. Quando parla alla chiesa di Sardi in Apocalisse, il Signore dice: ravvediti, perché io non ho trovato, evidentemente aveva cercato, io non ho trovato le tue opere giuste davanti a me. Ed era la chiesa di Sardi, era una chiesa, erano credenti, a Dio aveva cercato qualcosa e non lo aveva trovato. Questa mattina vogliamo chiedere al Signore che, poiché Lui è alla ricerca, quando arriverà a noi, trovi quello che sta cercando. Amen. Quali uomini sta cercando il Signore? Sicuramente non sta cercando uomini di qualità, non sta cercando uomini talentuosi, di grande reputazione. Il suo sguardo non si volge verso le caratteristiche umane. Ricordiamoci come fu scelto il secondo re di Israele, Davide. I fratelli maggiori di Davide erano dei campioni, erano esperti nell'arte militare, muscolosi, forti, dall'apparenza tale che popoli li avrebbero seguiti. Dio scelse Davide, il più giovane, il pastorello, quello che forse aveva i tratti più graziati, aveva gli occhi belli, aveva caratteristiche che nella cultura di Israele non erano le caratteristiche di un uomo di guerra. Dio scelse Davide, non scelse altri. Quindi il Signore non è alla ricerca delle nostre caratteristiche, delle nostre qualità. Dio non cerca neanche uomini adatti. Tu sei l'uomo giusto al tempo giusto, tante volte si sente dire. Ma quando diciamo così, noi stiamo usando un metro umano. Dio non sta cercando uomini adatti. E Dio l'ha dimostrato molte volte scegliendo non uomini adatti, ma uomini letteralmente inadatti. Mosè era balbuziente e non fu chiamato a fare il contabile, a lavorare nelle retrovie, nel buio di uno stanzino, a calcolare. Mosè fu chiamato a parlare al popolo, a parlare al principale sovrano del suo tempo, il faraone. Fu chiamato ad aprire la bocca davanti a folle. Era balbuziente, non era adatto. Dio lo scelse. Noi abbiamo gli scritti dell'Apostolo Paolo e da questi scritti riteniamo che quell'uomo era adatto a essere un teologo, a mettere su carta le profondità della dottrina cristiana. E grazie a Dio il Signore l'ha usato per lasciarci le sue lettere e conoscere la verità del Vangelo. Ma quando Paolo era in vita, il suo scopo non era scrivere, il suo scopo era predicare l'Evangelo di persona, di città in città. E si diceva di lui che era rozzo nel parlare, che non era di bella presenza, che ce n'erano altri più raffinati di lui, più capaci di convincere, più capaci di articolare dei discorsi. Era rozzo nel parlare, non era adatto.
Dio lo scelse. Dio non sta cercando uomini adatti. Dice il profeta, Dio sta cercando uomini integri, donne integre. E sappiamo tutti che cosa significa la parola integro. Intatto, tutto intero, coerente, che non cambia idea, che non oscilla, che non scende a compromessi. In cosa? Nessun uomo è costantemente coerente. La nostra natura umana è una natura di incoerenze. È così. Siamo volubili, le cose cambiano e in base al cambiamento delle cose cambiano le nostre idee, cambiano i nostri umori e oggi diciamo sì, domani diciamo no. Dio lo sa. Dio sa quanto siamo di umore variabile. Anche se desideriamo essere considerati persone tutte d'un pezzo. Quanti mi hanno detto, io ho una parola sola, mi disturba chi mi dice una cosa poi ne fa un'altra, noi facciamo lo stesso. E poi proviamo a spiegare che l'abbiamo fatto per questo motivo e quell'altro, ma non abbiamo cambiato. Noi siamo profondamente incoerenti. Dio lo sa. Dio lo sa. Ma in una cosa il Signore ci chiede di essere integri. In una cosa ce lo chiede. Di appoggiarci su di Lui. E quando non lo facciamo possiamo anche gridare a un Dio che è misericordioso, ma raramente confessiamo che non ci siamo appoggiati su di Lui. No, Signore, la mia idea su di Te non è cambiata. Continuo ad amarti, continuo a seguirti, continuo a credere in Te. Ma Dio vuole cuori integri nell'appoggiarsi su di Lui. Asa sbagliò in due cose. La prima cosa è che fecero venire meno la sua integrità. La prima cosa fu che egli scese a un compromesso, smise di separare le cose sante di Dio dalle cose di questa vita. È scritto che lui prese il tesoro del Tempio che apparteneva al Signore, era il simbolo della santità di Dio, di quanto era preziosa la santità di Dio, non doveva essere svenduta per nulla. Asa la prese e la usò per pagare il suo accordo politico col re di Siria. Scese a compromessi. Sì, questo è del Signore. Avevo promesso di tenerlo solo per il Signore, ma c'è un momento di difficoltà. Adesso mi serve, adesso lo devo usare per altro. Col primo errore. E fu un errore che derivò da un secondo errore. E smise di avere fede in Dio. Lui si doveva appoggiare sul Signore. E usiamolo letteralmente questo verbo. Lui si doveva appoggiare sul Signore. Chi si appoggia? Chi è stanco? Chi zoppica? Chi non ce la fa ad andare avanti? Dio chiese ad Asa, Dio chiede a noi, Dio sta cercando su tutta la terra qualcuno che sia integro in un'unica cosa, di appoggiarsi su di Lui, di crollare su di Lui, di non far leva, di non far forza sulle proprie energie, ma scaricare tutto il proprio peso, tutto il proprio corpo, tutta la propria vita su di Lui. Sta cercando il Signore. Asa non si fidò. Non si fidò. Non ebbe più fede in Dio. E quindi non si appoggiò. Noi abbiamo alcuni che pensano di essere benedetti dal Signore se Dio li tocca e cadono all'indietro.
non è scritturale, non si trova da nessuna parte questa pratica. Però costoro si fidano di qualcuno che c'è dietro. Non so se è mai capitato che uno, non sapendo dietro non c'era nessuno ed è caduto davvero a terra. È una fede davvero cieca. Dio ci chiede invece di appoggiarci su di Lui, avendo Lui davanti, non dietro, avendo Lui splendente, non oscuro, avendo Lui che fa promesse e non enigmi incomprensibili. Fedele è colui che ha fatto le promesse, dice lo scrittore agli Ebrei. Dio sta cercando queste persone. Dicevo prima, Gesù chiese, troverà la fede il Figlio dell'uomo quando tornerà? Una fede semplice. Mi pare, fratelli, che ci stiamo davvero complicando la vita e la nostra vita di fede sta cambiando le forme che Dio aveva previsto. Gesù un giorno disse a quelli che non volevano credere in Lui: non sappiamo più che cosa fare. Vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Abbiamo festeggiato, abbiamo ballato e non vi siete rallegrati. È venuto Giovanni Battista, ha parlato con un certo registro, con una certa durezza, perché lamentavate che non c'era più purezza e integrità e non lo avete ascoltato. Sono arrivato io e vado nei pranzi dei pubblicani, dei pagani, e dite che ho un demonio. Ma insomma, dice Gesù, ma come farete ad avere fede? Cosa stava dicendo il Signore? Stava dicendo che non c'era più nessuno disposto ad avere una fede semplice. La fede semplice è quella fede che crede senza stare a fare ragionamenti. La nostra fede, confessiamolo, fratelli, non è più così. Sì, ho fede, ma sai com'è le difficoltà della vita, sai tanti pensieri, quindi non è che si può sempre, sì, ho fede, ma è chiaro che tante volte ci sono degli ostacoli imprevisti, allora si viene meno. Ho fede, sì, Dio è sempre lo stesso, io so che mi ama, però questa non è fede. Questo è il nostro modo di complicare le cose, che ci allontana dalla fede in Dio. E il Signore sta percorrendo la terra col suo sguardo e sta cercando qualcuno che abbia una fede semplice. Sì, ma aspetta, vediamo quali sono le condizioni, perché sì, è vero, ma non è sempre così. Ma è vero o non è sempre così? Fidati di me. Sì, io mi fido, Signore, però aiutati che il cielo ti aiuta. Non è biblico. Non è biblico. È pagano. Sì, credo, ma non mi chiedere adesso di fare tutto quello che il Signore dice. Una parte posso farla, ma sai, ci devo arrivare. Chi si appoggia non ci deve arrivare. Chi si appoggia, si appoggia. Dio vuole che ci appoggiamo su di Lui. Sì, ma io non è che posso fare tutto. La mia fede non può essere perfetta. Dio non ha mai chiesto una fede perfetta. Dio ha chiesto una fede che si appoggia. E una fede che si appoggia non ragiona su se è perfetta o non è perfetta, è tanto o poca, è buona o è cattiva, c'è o non c'è intermittenza, ci sono i problemi, non ci sono i problemi. Fede in Dio. Di me non mi fido, ma del Signore mi posso fidare. Lui non ha mai abbandonato, Lui non ha mai tradito, Lui non ha mai ingannato, Lui non ha mai fatto promesse che non poteva mantenere. Di Lui possiamo fidarci. Asa non si fidò. Asa non si fidò.
Noi ci vogliamo fidare. E uno dice, ma il Signore perché cerca? Perché Dio è alla ricerca? Cosa vuole da noi? No, Dio mi sta cercando, mi nascondo, che se mi trova la mia vita è finita. Poi dovrò essere casa e chiesa, sempre in ginocchio, sempre mani giunte, sempre con la faccia castigata. Cosa vuole Dio? Perché alla ricerca? Mi lasci in pace e se ho un bisogno tornerò a Lui per piangere perché tremo. La mia vita è in pericolo. Allora griderò a Lui. Stia lì. Non cerchi, lo cerco io quando ho bisogno. Cosa vuole dalla mia vita? Perché sta percorrendo la terra? Perché il suo sguardo è attento? Potrebbe incappare nel mio sguardo, potrebbe incrociare me. Cosa vuole il Signore da noi? Mi pare che sia un po' questo il nostro ragionamento. Il ragionamento di quelli che non si vogliono far trovare da Dio. E sapete perché mi pare così? Perché ci sono tanti che non si fanno trovare dal pastore. E sappiate che me ne accorgo. Quando si percepisce che il pastore potrebbe chiamare, telefonare, chiedere, vedo proprio dei movimenti strani, gente che si defila, non si fa più trovare, non risponde al telefono, non compare più in chiesa, salta qualche riunione. E a volte siamo così anche col Signore. Dio è alla ricerca. Via! Che se prende noi non posso più portare avanti i miei programmi. Che se mi incontra dovrò vivere una vita di fatiche. E io ho bisogno di riposo. Cosa vuole il Signore che è alla ricerca? Il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare con la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Il Signore sta cercando qualcuno per spiegare la sua forza in favore di quel qualcuno. Dio non vuole niente da noi. Noi non possiamo fare niente per il Signore. Noi non aggiungiamo nulla al Signore. Dio non migliora con noi al suo fianco. Lui è perfetto. Cosa vuole da noi il Signore? Vuole spiegare la sua forza verso di noi, che siamo deboli. Dio vuole benedire. Dio vuole rialzare la nostra vita. Dio vuole renderci forti. Dio vuole farci del bene. Dio vuole proteggere la nostra vita dai pericoli. Dio vuole salvarci. Dio vuole darci la vittoria in battaglia. Dio vuole darci la speranza della vita eterna. Dio vuole darci la gioia nel cuore nelle avversità. Dio vuole renderci stabili nel cuore della tempesta. Dio vuole spiegare la sua forza nella nostra vita. Lui che ha forza tale da sostenere l'universo con la potenza della sua parola, quella forza la vuole condividere con noi. Questo vuole il Signore da noi. Questo vuole Cristo dalle anime che sta chiamando per la salvezza. Questo vuole l'Iddio Onnipotente dai Suoi figli che chiama perché si appoggino su di Lui. Questo vuole il Signore. Io spero che questa mattina ciò non sia una scoperta per qualcuno. Non lo sapevo, ma se è così io mi appoggio sul Signore. Io pensavo che il Signore volesse rovinare la mia vita, renderla grigia, faticosa. Se è così, davvero mi voglio appoggiare sul Signore. È così, è così, è così, fratello, sorella, amico, è così. Dio sta cercando qualcuno che sia così integro da appoggiarsi su di Lui, perché vuole spiegare la sua forza in favore di quell'uomo e di quella donna. Io voglio essere quell'uomo questa mattina, perché mi sento tanto debole di fronte alle avversità della vita. Mi sento tanto piccolo davanti a problemi così ingarbugliati che qualunque soluzione possa trovare non risolve niente. Io ho bisogno della forza del Signore. Mi voglio appoggiare su di Lui. Alziamoci in piedi.